Mi hanno rubato il mio laccio del battesimo che mi aveva regalato mia nonna. Noi lì eravamo in 3. I bodyguard mi hanno detto che sono stati 10. Un sabato sera come tanti altri a Lignano Sabbiadoro per i giovani che dividono le giornate estive tra mare, lunghi e aperitivi e poi la discoteca. Ed è qui che la serata danzante si trasforma in occasione per i malintenzionati di seminare panico e spezzare la serenità e la gioia della movida. A raccontare cosa è accaduto al Mr. Charlie è una delle vittime del furto con strappo, meglio conosciuto come scippo, avvenuto sulla pista del locale nella notte tra sabato e domenica dello scorso weekend. Praticamente noi siamo entrati al Charlie verso le 2 di mattina. Ci siamo subito recati in pista e neanche tempo di stare lì 10 minuti e mi hanno subito rubato il laccio. Non mi sono accorto di niente, mi sono girato all'improvviso e non ho visto niente, non ho visto neanche quanti erano. Siamo andati dai bodyguard che hanno visionato le telecamere. Dopo che hanno preso il laccio a un terzo, sono arrivati le forze dell'ordine e da lì hanno praticamente, non ti dico bloccate le uscite, ma sì, che c'erano le forze dell'ordine fuori, che ogni persona che usciva gli facevano questa piccola perquisa. La collaborazione dei gestori del locale e dei bodyguard è stata totale e di questo beneficeranno anche le forze dell'ordine che stanno indagando attraverso l'acquisizione dei video delle telecamere che monitorano l'interno e l'esterno della discoteca. I carabinieri stanno facendo il loro lavoro, vedo che mi hanno anche chiamato ieri per chiedermi info, quindi si stanno già muovendo e sperando che lo trovino, ecco. Casi come questo non sono purtroppo isolati, chi ne rimane vittima subisce a volte il contraccolpo anche psicologico, può subentrare la paura. Paura magari no, però sì, di stare un attimo attenti a che serata si va, ecco. Per fortuna non ci hanno fatto nient'altro.